Sentinelle vuol dire tenere gli occhi aperti, parlare con le persone, accorgersi delle cose, saper filtrare anche, perché comunque le persone ti segnalano tantissime cose, poi bisogna anche capire quali sono veramente degne di interesse e quali no, ma soprattutto cercare di cogliere quegli aspetti che possono essere legati appunto a fenomeni di criminalità organizzata, che delle volte sono anche abbastanza evidenti, ma che li facciamo passare un po', diciamo così, come fossero poco importanti, più che altro perché magari riteniamo che non siamo nelle condizioni di poter procedere o fare attività, mentre delle volte, come ho fatto vedere, è sufficiente fare una relazione, trasmetterla alla procura e poi ci sono organi che si occupano di queste cose e possono prestare attenzione a questo tipo di realtà. Io penso di aver vissuto nell'ambito della mia carriera il passaggio tra diciamo così, l'aspetto del vigile urbano classico, che è quello che fa attraversare la strada ai bambini o che comunque è legato al territorio, a quello più moderno, che è quello attuale, dove l'interesse e l'attenzione al territorio è molto importante. Nella realtà c'è un filo conduttore che per quanto ci sono stati grossissimi cambiamenti negli ultimi 30 anni, che lega comunque il nostro lavoro alla realtà del territorio. Cioè la caratteristica tipica dell'agente di polizia locale è quella di avere contatto con le persone, di essere quello che appunto viene chiamato il vigile, l'agente, il poliziotto di prossimità. Poi possiamo chiamarlo appunto vigile, poliziotto, agente, come vogliamo, ma alla fine il lavoro che noi facciamo è quello di stare a contatto con la gente, di sentire le istanze delle persone e di essere spesso l'unico punto di riferimento in alcuni comandi, come dico sempre, ci sono comandi dove non ci sono commissariati, non ci sono stazioni dei carabinieri, ma un vigile in ogni comune in Italia c'è sempre.